Questa è una grandissima mostra, questa è una mostra con la M maiuscola, potremmo benissimo farla a Ducale, l'abbiamo voluta fare a Mestre perché è il luogo simbolo di una città che si sta rimettendo in moto e crediamo anche un gesto di grande rispetto proprio per tutto lo stato di terra di questa grande città di Venezia. San Pietroburgo è importantissima nel Settecento per il rapporto che ha avuto tra Venezia appunto, e la Russia. I veneziani hanno architettato, hanno dato un gran segnale alla città, sia nell'architettura ma anche nell'arte. E qui lo testimoniamo con grandi dipinti, tra l'altro anche di scuola italiana che escono dalla Russia per la prima volta. Voglio ricordare che San Pietroburgo è la città del presidente Putin, la città natale del presidente Putin. E questo è evidentemente un segnale molto importante di apertura internazionale nei rapporti non solo artistici e culturali, ma anche insomma, e speriamo economici per tutta una serie di partite che stiamo giocando con loro. Una nuova sede del Comitato Ermitage Italia a Venezia, anche un segnale per l'UNESCO. Sì, stasera inaugureremo la sede che il Comune ha dato appunto a questa organizzazione, l'Ermitage Italia, di cui io tra l'altro sono il presidente, e è a San Marco, nel Procuratorie Vecchie, ma appunto la cosa che noi ci tenevamo appunto a ricordare ai nostri amici russi è che ci spendiamo al 100% perché le relazioni siano sempre migliori, noi abbiamo grandi investimenti, grandi interessi reciproci. Voglio ricordare soltanto, non per ultima, la Superjet, che è questa grande compagnia aeronautica fatta appunto tra Italia e Russia con la Sukhoi e la nostra Finmeccanica, su cui noi continuiamo a credere molto, insomma, anche perché abbiamo un grande sito importante. È una delle tante cose, insieme al gas, alle grandi energie, insomma, dove attorno a questa organizzazione noi vogliamo costruire dei rapporti internazionali diretti e fino ad arrivare insomma, ai massimi vertici russi. Questa cosa può farla Venezia, la mette a disposizione di tutta l'Italia, perché sono rapporti internazionali, ripeto, in questi tempi poi particolarmente importanti. Venezia è salita nella classifica delle città dove si vive meglio, lei è particolarmente soddisfatto perché siamo al secondo posto per tasso di disoccupazione, quindi di giovani occupati che in qualche modo hanno trovato lavoro. Sì, avevo detto in campagna elettorale, era un mio obiettivo che lo certifichi il Sole 24 Ore. Siamo secondi dopo Bolzano, cioè i giovani dai 15 ai 25 anni sono diciamo, quelli più occupati insomma, rispetto a tutte le altre città d'Italia. Per me è un vanto perché il futuro dei giovani per me è un obiettivo assolutamente etico che perseguirò sempre perché solo così possiamo immaginare di avere rispetto tra le varie generazioni, dando un futuro anche ai giovani, soprattutto quello di eliminando il debito e dando una certezza e una prospettiva appunto di lavoro e di respiro internazionale. Stiamo con grande umiltà, con tanta gente che si dà da fare, qui sono risultati del lavoro di tante persone che hanno lavorato per anni per arrivare a questo, insomma ci vogliono proprio tanto tempo per sviluppare queste cose, ma poi alla fine insomma, è bello quando arrivano queste conferme.